mezzo. Dai, è stato Alex Cioni che ha lanciato la provocazione. Allora che cosa, cominciamo da Diego Bonavina, poi facciamo tutto il giro. Cosa si può... Ci siamo già parlati durante la pubblicità. No, non vale. Abbiamo già risolto il problema. Non vale. No, stavo dicendo che chiaramente il fatto, l'ultima affermazione è provocatoria e la mia risposta è altrettanto provocatoria, nel senso di dire che per fortuna non fa il sindaco di Padova e non si è neanche candidato a sindaco di Padova, perché altrimenti avremmo qualche altro problema in più. Ma a parte le battute, evidentemente devo dire che l'integrazione è l'auspicio di riuscire ad avere all'interno della stessa società delle persone che, nel rispetto delle proprie culture diverse, religiose, di provenienza, anche banalmente enogastronomiche, nel rispetto di tutte le culture, si cerchi di rispettare l'un l'altro. Ecco, questo è quello che il fatto che uno straniero venga a Padova e si senta partecipe del territorio padovano, questa è integrazione, secondo me. Chi non vuole questo? Chi non vuole raggiungere questo obiettivo? La domanda è possibile arrivarci? È possibile. Perché ci sono delle culture, delle identità anche religiose talmente lontane dal nostro modo di vivere, dal nostro modo di concepire la vita stessa, con le quali facciamo fatica a relazionarci e con le quali è impossibile, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, creare un sistema di integrazione come sta dicendo lei. Lo vediamo, dobbiamo prendere atto di questo prima che non sia troppo tardi. In Tunisia ed entra in una moschea, cosa fa? Deve togliersi le calze perché si entra in un certo modo, si deve coprire il capo se è una donna, e se lei vuole entrare in quella moschea solo per visitarla, deve seguire questo regolamento. Quindi se uno straniero viene qua in Italia e vuole entrare in questa chiesa, supponiamo cattolica, sa che non entra col burqa, sa che al supermercato non va vestito col capo coperto, e quindi, cioè, ripeto, non è vero che basta applicare le regole. Se c'è, abbiamo già il fenomeno delle baby gang di figli di seconda generazione. Ma allora lei lascia che questo problema, siccome il problema c'è, lei così non mi dà nessuna risposta, lei me lo sta enucleando, ma non mi ha dato nessuna risposta. Ma purtroppo perché non esiste una risposta attraverso bisogna queste risolverlo il problema, bisogna risolverlo. Lo si risolve solamente nel momento in cui, nella misura in cui, una politica nazionale, per questo dico che i sindaci non devono collaborare con il prefetto e quindi con il governo, e bisogna che abbiano non devono collaborare. Non devono collaborare, perché se il sindaco decide allora non c'è collaborazione, non deve collaborare. Si fa a pensare di amministrare una città senza collaborare con le istituzioni. Noi dobbiamo creare cioè, abbiamo l'esempio di 2 anni e mezzo. Dipende dall'idea. Se Padova si è ridotta in questo modo è perché non c'era sinergia con il prefetto di Padova. Sono arrivati questi 500 Ma la responsabilità è del governo, è il governo che si è piegata a questa immigrazione incontrollata, ed è il governo che si deve assumere le responsabilità. Ma poi vanno perché se troviamo sindaci che continuano a collaborare con questo governo, il fenomeno si alimenta ulteriormente e non si fermerà mai. Questo è il punto, dobbiamo fermarlo a monte. Comunque ci deve essere una pressione degli enti locali verso il governo affinché cambi rotta. Sì, ma questi arrivano lo stesso, non è che non arrivano più. Arrivano un timido tentativo, ma non è un cambio di rotta radicale. Sono favole. Se mettiamo la testa sotto la sabbia, non è che la realtà sparisce, non la vediamo, ma la realtà c'è. Gli immigrati ci sono, ce ne sono tanti e continuano ad arrivare. Se noi facciamo finta di niente, ci troviamo il problema, invece di gestire il problema, ce lo troviamo addosso. Questa è la verità. Quando lei mi chiede cosa succede, cosa significa integrazione, allora, nelle città americane, canadesi, australiane, c'era una Little Italy una volta, dove andavano i nostri immigrati, stavano tutti insieme per una generazione. La generazione dopo cominciavano a spargersi nelle aree più prestigiose della città perché facevano carriera, perché aumentavano il loro benessere. Adesso nelle Little Italy c'è la Chinatown, sono le zone più degradate sostanzialmente. Dopodiché, quando fanno i soldi, se ne vanno e si integrano e danno il loro contributo alla realtà, anche alla società che li ha accolti. Questo significa integrazione, e non possiamo negare che in America, per esempio, la componente italo-americana non abbia portato dei benefici sostanziali alle comunità che li ha accolti. Questo si chiama integrazione.
Non è un processo facile, siccome io mi sono occupato a lungo di immigrazione, non è un processo facile, ci vogliono delle generazioni. Nonostante Obama. Però non è che perché noi non vogliamo che ci sia questo problema scompare. Mi dispiace per lei. Seconda cosa, il comune è parte integrante dello Stato, è parte integrante dello Stato come la regione e come le istituzioni, sì, per cui uno un Stato comune che non suicidio. collabora con gli altri enti locali, con le altre istituzioni, è un comune destinato al collasso, mi dispiace. Meridi Comunque, e 5 Stelle. Allora, abbiate pazienza un attimo, io purtroppo porto sempre degli esempi personali che possono essere fastidiosi. Io abito in stazione a Padova e sinceramente questo... Non dentro, spero. No, dentro no, ma davanti. che anche sarebbe bello abitarci dentro, posso dire, perché è molto meglio dentro che fuori dalla stazione. Adesso quando verrà rifatta la stazione verrà riqualificata quella zona. Guarda, mettiamo alberi anche... Io sono d'accordo di mettere alberi anche in stazione. Avrai raddoppiato il valore della tua abitazione, basta poco. Guarda, posso dirti, lasciamo perdere questo argomento purtroppo. Allora, e lì in stazione io vedo che siamo lontani anni luce dalla voglia di integrarsi di queste popolazioni. Cioè è un territorio fuori legge, ogni tanto ci passa la polizia, viene, fa, ma è un territorio che ha le sue leggi, comandano gli spacciatori di una certa etnia, se arriva per sbaglio uno spacciatore di un'altra etnia gli spaccano la testa con una bottiglia perché si usa così tipo Far West, è comodo così, inutile chiamare la polizia, allontanarlo, si risolvono le cose in un certo modo. Ecco, quindi sentir parlare di integrazione questa gente in questo momento mi fa veramente sorridere. Ma allora lei non crede che le forze dell'ordine in queste cose chiamate dai cittadini, se lei ha la fortuna di abitare là e di vedere... Sì, ma le forze dell'ordine sono brave perché vengono là, vengono insultate, sputate. Vabbè, la settimana scorsa un poliziotto è stato aggredito da un nigeriano probabilmente malato di AIDS e questo poliziotto sta andando tutte le settimane in ospedale a farsi gli esami e per mesi vivrà con la spada di Damocle sulla testa per fermare questo che aveva appena rapinato una cinese. Cioè mi sembra i due coccodrilli e il leopardo lei mi sta parlando solo della stazione dopo. Cioè non è che tutti sono rimasti lì. Non ho interrotto nessuno. Scusa, no, è solo perché mi viene... No, è proprio... sbaglierò, però in televisione non ho abitudine di interrompere. Mi piace che la gente finisca i discorsi. Grazie. Allora, un'altra cosa, poi i lavori socialmente utili, diamo 200 euro a queste persone perché taglino l'erba, gli daremo 300, un minimo. Anche no? Li pagano già, lo Stato. Li mantengono. Già il contributo, certo. Bene, però questo se lo fai lavorare 8 ore, gli darai qualcosa a fine mese oppure no? No, anche no. I lavori socialmente utili sono questi. Bene, allora l'erba ci supererà la testa, mettetevelo via perché questi sono abituati, che hanno capito che in Italia possono fare quello che vogliono, per cui possono anche tranquillamente non andare a lavorare perché se spacciano droga, li beccano con la droga, perde più tempo il poliziotto a compilare il verbale che loro stare dentro perché trovano sempre il giudice buono, l'avvocato mi dia torto se ho torto, che finché il poliziotto compila il verbale dice dai vai a casa, ci vediamo per il processo, poi il processo sarà fra 10 anni, amen. E loro ci vivono su questo. Poi vogliamo vedere come si comportano nei confronti delle donne, ma non parlo solo delle loro, anche delle nostre. Cioè, io ho anche la sfortuna di avere 3 figlie femmine, oltre che abitare in stazione. Quindi, quando queste vengono a trovarmi e sono grandi, cioè, anche di giorno hanno paura di venire, perché c'è un'assoluta mancanza di rispetto nei confronti della donna, perché loro, per la loro religione, la loro cultura, il loro modo di essere, considerano la donna un essere inferiore. Allora, è gran difficile che noi con tutta la buona volontà, le proposte, gli insegniamo l'italiano, gli insegniamo la cultura, gli insegniamo queste, ma è difficile sradicare delle convinzioni che sono portate dentro da generazione a generazione. Adesso faccio un esempio stupidissimo, è come se noi ci dicessero un giorno da domani non mangi più gli spaghetti. Tu dici come gli spaghetti, la mia cultura alimentare, no, mangi il kebab. Ecco, come noi andiamo a dire non devi più picchiare la donna, quando passa una donna italiana non sei autorizzato a fare tutti i commenti che vuoi perché devi portare rispetto a un essere umano come te, eccetera, eccetera. Fanno fatica a recepirlo, probabilmente fra qualche generazione. Quindi soluzione, perché siamo fuori tempo massimo. Ma guardi, la soluzione mia è intanto bloccare l'immigrazione e poi quando questi sono qua ospiti, perché
vengono qua a fare gli ospiti, li becchi a fare qualsiasi cosa che è contro la legge, li stanghi, li mandi in galera, li fai stare in galera come gli altri, perché se io non pago le tasse vado in galera, questi spacciano, fanno, brigano, escono dopo 20 minuti. Però scusa, una chiusura se la nostra, battuta un attimo, se la nostra è follia, parlare. La tua è veramente... Ma, sì, ma io sono fiero della mia follia, posso dirlo. Un attimo solo. Comunque li manteniamo sempre. Sicuramente l'espressione sì, sua fa parte di una fetta di cittadini, perché altrimenti non sarebbe candidato sindaco, come anche quella di Alex dall'associazione, come quella della sinistra e quant'altro. Ci sono varie voci in capitolo, una su tutte però qui è lo Stato. Io in primis sono stato anche a testimoniare in tribunale perché ho visto che picchiavano un carabiniere in Borghese, ma questo cos'è? È un problema giuridico. Noi dobbiamo cercare di aumentare l'interesse verso quell'immigrazione che realmente vuole fare qualcosa, e ci sono, perché io vedo i miei cugini più piccoli che hanno 10-12 anni che vanno a scuola, escono con la compagnia, uno è egiziano, uno è cinese, non hanno nessun problema, sono tutti bambini e giocano assieme. C'è una fetta che delinque, c'è una fetta che si comporta male. Qui lo Stato, che purtroppo non è a 5 Stelle in questo momento, non ha saputo provvedere a delle leggi che possano realmente punire queste persone, e questo è una grossissima mancanza, perché dal momento in cui c'è una legge, dal momento che io ho un carabiniere o un poliziotto ad ogni angolo di strada, ma voglio vedere se vai a delinquere, ma nessuno andrebbe a delinquere. Qual è il problema? Che in realtà anche Padova, unità cinofile di Padova, zero. No. Parliamone però, parliamone va bene, perché l'unità cinofila zero c'era il problema. C'era, ma per esempio che dopo è stato messo via, nel cassettino. Ma la sicurezza si fa con le relazioni personali più che sì, con la presenza ma io quando ho delle persone che non territorio. conoscono la mia cultura devo fargli vedere che non può assolutamente delinquere, e io gli darò tutte le possibilità, e poi qui ci si può riallacciare al mondo del lavoro, ma io sono sicuro che le persone meritevoli ci sono anche tra di loro, ma saranno anche la stragrande maggioranza, e che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Qui siamo tutti d'accordo. Perfetto, siamo arrivati un po' al termine. Grazie. Qua ci sarebbe tantissimo da dire. Moltissimo. Mi rendo conto, io vi ringrazio comunque di aver partecipato, di aver dato anche il vostro apporto, tanti punti di vista. Bisogna comunque che, partendo anche dal piccolo, sempre dalle questioni cittadini, i problemi prima o poi vengano risolti. Siamo partiti da grandi e gravissime situazioni che però speriamo non ci debbano mai travolgere, e scoprire che magari ci riguardano anche da vicino, assolutamente. Grazie ai nostri interlocutori, grazie a voi come sempre di averci seguito. Vi lascio a quinto piano e poi dopo la pubblicità. Buonanotte, grazie. Grazie.